È con grande piacere che porgo il saluto dall'amministrazione regionale a questo progetto, che è un progetto che va a valorizzare la cultura locale, la storia locale e soprattutto la lingua veneta. La lingua veneta che è uno degli obiettivi fondamentali dell'assessorato alla identità della regione. Il progetto di Pierino il Lupo è una storia importante, una storia conosciuta a livello mondiale da tutti gli insegnanti della musica nelle scuole in Italia, nelle scuole europee, è conosciuto da tanti giovani, da tanti ragazzi, però è conosciuto per quel messaggio culturale che porta al suo interno. Noi vogliamo raccontarlo con la lingua dei Veneti proprio per aggiungere a questo messaggio di solidarietà, di amicizia, anche il messaggio che viene attraverso la lingua dei nostri nonni, delle generazioni che ci hanno preceduto, perché le generazioni che ci hanno preceduto ci hanno lasciato un patrimonio importante che noi vogliamo consegnare a questi giovani studenti e ai tanti studenti ai quali distribuiremo questo prodotto. Sarà un prodotto videofilmato, sarà un prodotto in DVD che verrà distribuito a tutte le scuole del Veneto e potrà diventare punto di riferimento per la salvaguardia della lingua e soprattutto anche per conoscere il progetto musicale che c'è dietro. Ovviamente avremo la possibilità di conoscere i tanti strumenti, il clarinetto, il fagotto, l'oboe, l'orchestra d'archi, perché diciamo l'orchestrazione porta a questo, ma avremo la possibilità di conoscere anche come si parla in Veneto oggi e come si parlava un tempo. Un buon lavoro a chi l'ha fatto e un grazie a tutti quelli che hanno reso possibile questa produzione, una produzione che onora il Veneto e soprattutto il Veneto del passato. Beh, ti ricordi tu? Questo qua era l'albero, ti ricordi quel piccolo che era? Guarda cosa che le diventa. È il laghetto, questo qua è il laghetto. Laghetto? Sì. Tu chiami laghetto, sto qua mi parla spuacciata, acqua morta, un stagnante, un stagno insomma. È a casa, questa qua è a casa. Eccola qua, è a casa. Bagna. Come una volta. Che bella che è. A sera sta bella, vero? Sì, ciao. Che bei sarà tempi. dentro? Guarda, pare tutto come una volta. Che se boschi, siese, fossi, campi. E poi una casa dei contadini, con una bella corte grande, piena di bestie. Tante bestie, che se gaine. Che se pitti. Anare. E Porsei che era? E poi vacche. Cavai. Piegore. E Porsei? E cani. Gatti. Miau. Pulsini. Piu. E Porsei? Va bene, avevo capito. Che c'era anche i Porsei. Qua, tanti anni fa, è successo un fatto e ancora me lo ricordo. Mi ricordo che mio nonno mi contava sempre e finché contava e faceva tutti quanti i personaggi suonando alcuni strumenti musicali. Ogni personaggio di questa storia si rappresentava da un strumento musicale. Ecco, questo se lo detto. Piccolo, ceo, ma sveglio, libero, contento. E se un canarin, una seghetta, a se chiama netta, e a farla se un flauto, di quei che suona de traverso. E poi, che c'è l'arna gina, tanto dolce, un fiepe androna e anche malinconica, quasi quasi rassegnare il suo naturale destino. L'arna mica faria fare all'oboe, ecco che viene avanti nell'acqua dondolandosi.
E il gatto? E si chiama Gaetano e lo fa il clarinetto. E sei un bel gatto griso, furbo, ruffian, saggio, uno che sa il fatto suo. E poi che sei il nonno? Un tipo un fiabrontoion. Lo fa il fagotto. Ah, guarda, mi pare di vederlo. E se uno che non va mia in cerca di rogne, uno che gli piace star quieto. E infatti, e si chiama Tranquillo. Ma ecco è il lupo, Benito, sgrandesson, barufante, taccabrighe, cattivo! Ma cattivo! Cattivo? Cattivo, anzi, senza core. E il un lupo nero. Nero? Nero. Nero. E grando! Grando? Grando! E per farlo che vuole 3 corni. E poi che sei Pierino. È il meglio di tutti, l'eroe della nostra storia. Pare che viene avanti là, allegro, felice come una Pasqua, pien de morbin. Ed è così importante che per farlo che voi tutti gli archi dell'orchestra, violini primi, violini secondi, vioe, violoncelli, contrabbasso. I cacciatori si chiama Tony, Mario, Nane, Berto, Beppo e Gigi e vien avanti con scioppo in man a tempo de marcia. Ma secondo voi altri, quale strumento può rappresentarli? Mandemo! I legni! Flauto, oboe, clarinetto, fagotto! Quale strumento puoi fare? I sbari dei scioppi. Andemo, se facile! I timpani! Pim pum pam, pim pum pam! Ma adesso scumissiemo a storia. Sì, dai, avanti, conta, dai. Se mattina a buon'ora e Pierino si sveglia. Se è il primo giorno di vacanza e si sente libero, contento. I fiori non si mai sta profumai come ancò. E il cielo non si mai sta celeste come ancò. E l'erba del prato davanti casa non si mai sta verde come ancò. Contro le raccomandazioni del suo nonno, Pierino spanca il canceo e tacca a ramenarsi e far caprioe sull'erba davanti casa.
proprio sora il pra che a rama di un albero e sora a rama cinguetta allegramente una seghetta, amica de Pierino. Ciao Netta! Come va? Ben che mai! Cinguetta allegramente l'oseto. Ecco che arrivano a Pico e Arnea, camminando de soon, menando il culo. Asea Gina, tutta contenta perché Pierino si è smentegata di sarare il canceo. Così ha deciso di andare fuori e di fare un bel bagno nel paltan del stagno che è in mezzo al prato. E a seghetta, vedendo l'arna Gina arrivare, e a svoia su da rama e a se posa sull'erba attacca l'arna sbattendo e a ete. Flap, 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 flap. Ma che rassa di Oseosito che non ti si neanche bonde svoiare! Al che l'arna che risponde: ma che razza di Oseosito ti che non ti si neanche bonde noare? E se butta in te l'acqua. Splash! Così Itaca a criare e sbaruffare. L'arna no ando nel stagno e l'oseto saltando giù la riva. Ma de botto qualcosa attira l'attenzione di Pierino e se ne accorge che un gatto griso si trova a venire avanti dei scondoni in mezzo all'erba.
E il gatto pensava, finché l'oseto si impegnava a far discussione con l'arna, mica un salto lo ciapo e intanto el continua a stressiare su sate de venuto. Occhio! Gli siga Pierino e l'oseto svoia de bota sull'albero. Intanto l'arna spasemava fuori la grazia di Dio e che faceva qua 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 al gatto. Da in mezzo a stagno. E il gatto girava tutto attorno all'albero pensando: ma vai appena ad arrivare fino in cima, ora che arrivo fino lassù, l'oseto fa ora di svolare via. Ma ecco che viene fuori il nonno in vena cofana bisa, perché Pierino, senza il suo permesso, se ne fuori dal canceo, in mezzo ai pericoli. Pierino! Quante volte te ho detto che non voglio che te vai fuori dal canceo, perché se dal bosco viene fuori il lupo, para che il te mangia! Ma Pierino non che da mado è raccomandazione del nonno. Ma vai a nonno, non ho mia paura delle sumi.